Bella raga, c'è tutti il comando veneziano, Gerhard si prende la pole, secondo Mansell, terzo Len, quarto Ayrton, McLaren un po' così, niente, non riesco a prendere, sta cazzo, the pole, position dopo le 3 consecutive, non è prevista pioggia, si gode, ciao. 15 punti di vantaggio su Alain, su Prost, la McLaren mi piace, il McLaren vola, questo mondiale sembra di Ayrton, ma non si sa mai. La McLaren è molto fragile quest'anno, già molti ritiri per problemi tecnici, tra qualifica e gara. Subito partenza obesa. Speriamo che Ocken è il circuito che amo, quindi le possibilità di far bene sono tante. Dove il Kuma è favorito, lo sapete. Solo che in qualifica, perché nel giro secco, per quanto Ayrton sia una bestia, nella realtà qua si fa fatica. No. Subito sbavatura per il talentissimo brasiliero. E le Ferrari di pole hanno fatte quest'anno, sono veloci nel giro secco. Ok, che è un po' diverso quest'anno rispetto allo scorso anno. C'è qualche bug quest'anno. Qui a Hockenheim. Hop, 84. E si gode. Qua ho frenato un po' troppo. Prost è già secondo, ovviamente. E inizia la sfida. Prost-Senna. Questi mondiali sono così, ragazzi, lo sapete. No. Brutto errore. Primo girato, ma non me ne sto andando, ovviamente. Basta un errore e siamo fottuti. Senna, Prost, Berger, Mansell, Patrese, Butzen. Attenzione, Alain è vicinissimo. Ai, è molto vicino Alain. Alain. Gran sorpasso di Alain, purtroppo. Gran sorpasso di Alain. Mamma che lotta qua Alain. Torniamo davanti. No. Mamma che rischio. Che rischio. Ovviamente ho tanta paura anche per i problemi tecnici che quest'anno, ragazzi, stanno distruggendo tante e tante monoposto. Sembrava di no all'inizio, invece. Siamo tutti là, però non c'è, per quanto sia una gara favorevole, non c'è più il dominio delle prime gare. In testa alla corsa, Michael Schumacher. E Ayrton vola adesso. No, è Prost che vola purtroppo. 2 decimi di vantaggio di Ayrton su Prost. Ayrton qua mi ciuccia. Ayrton mi sta per superare. Ancora Prost mi supera in questa chicane. È la chicane di Prost, la Prost chicane. Ma dopo ritorno davanti. Fotocopia del giro 2.
E qua inchiodo. Non abbiamo un gran passo, nonostante sia una gara favorevole. In testa alla corsa. Il Kuma sta letteralmente pitturando. Molto bene. Mamma mia, 6 decimi di vantaggio, sto prendendo un mini vantaggio. 1,4. Ma Berger fastest di Gerhard. 4 giri su 7. Mansell, iBox, problemi per Nigel probabilmente. Non si spiega questa sosta di Mansell. Dai, Comendone. Calma, qua ho rischiato il testacoda e Prost si riavvicina. Non una gran chicane. Gran premio non scontato quello della Germania. Siamo a 0,6. Dai raga. Il Kume vola verso l'Eternity, anzi Ayrton. 5 su 7 true laps. Ancora fastest di Prost. Mamma sei dura. Non posso sbagliare niente, neanche tardi. Ho sonno, sono stanco. Yellow flag, yellow flag. Cheveux, sospensione. Zero 5 di vantaggio. Mamma che gara, mamma che gara. Gara senza un senso logic. Perché ricordiamocelo, in testa alla corsa Michael Schumacher. Tanto yellow flag dietro. Berger, ruota allentata, fuori Berger, incredibile Ferrari. Fuori entrambe le macchine, praticamente uno ai box, uno ritirato. Ferrari disastrose adesso. Prost al 0,6. Dietro male male le Ferrari. Erano terze e quarte picche, ruota allentata. E mo c'è il panico. Tanti ritiri. Vuole vincere Ayrton. Ciulaps, Remanang. 0,4 di vantaggio di Senna su Prost. Ma Senna resiste, mamma mia. Questa è brutta. Attenzione a lei. Attenzione a lei, mi supera. A 2 laps dalla fine mi supera lei.
E mi riciuccio la scia. Gara tesissima. Prost è 0-2. Un giro e mezzo alla fine di questa gara. Attenzione, sbavatura di Ayrton. È attaccato Alain. (0,5 di vantaggio). Dai. Final lap. 0-1, mamma mia. È un millimetro Prost. Su qua Prost mi supera secco. Però devo stare tranquillo. Ecco appunto. Bravissimo, qua ha fatto una gran chicane. Sta maturando, doppietta McLaren. Ma non è attaccato Alain. Teniamo duro sti ultime curve. Palmer, iBox. Prost si giocherà tutto, chi lo sa. Poche curve separano da sé da un altro successo fondamentale per guadagnare altri punti, andare a più 18 sul francese. Signori, penultima curva. Ayrton vince il Gran Premio della Germania. Inarrestabile il brasiliano, di pochissimo, di niente, ma è winner di pochissimo. Yes! Go Ayrton, go! Raga, siamo in Ungheria e perdiamo l'ennesima pole. Però Patrese Pole, dov'è il piccolo Alain? Ah, dietro di me, quinto. Niente, raga, la FIA ha annunciato dopo il ricorso di Capelli, ma allora, il discorso è questo: c'è la discrepanza tra alettone Capelli e cronometro di gara. Però la FIA ha deciso di annullare l'ultimo giro perché quello che ha subito Senna con i due doppiati che proprio hanno ostacolato, forse quasi volontariamente, il brasiliano, hanno deciso di annullare l'ultimo giro proprio perché c'è questa discrepanza tra alettone barra cronometro, e quindi la vittoria in maniera giusta, pulita, perfetta, autoritaria, devastante rimane da Ayrton, perché veramente l'ultima curva proprio c'è stato un blocco su Ayrton vergognoso. Siamo in Hungaroring, gara che è molto favorevole, la McLaren va bene, ero in pole fino alla fine, poi Patrese e Berger si sono inventati il giro dei giri. Raga, andiamo. Vai raga, vediamo se riusciamo a portare a casa un'altra vittoria. Certo che le pole sono una maledizione, qui in questo 1979 si è partita la grande con 3 pole, ma poi il disastrum. Go. Prost comunque è un po' più in difficoltà rispetto all'anno scorso. Credo che in partenza sono un missile in Hungaroring, ragazzi. Doveva essere pole vittoria secondo il ritmo gara imposto da Ayrton, però la pole l'ho persa ancora una volta.
Qua sento una McLaren stile prime gare. No, ah sì, perché quest'anno non capisco perché c'è una variazione al Gran Premio d'Ungheria. Non ricordo, aveva un anno. Vediamo se sarà il dominio Senna come nelle prime gare. Comunque Capelli ha accettato la decisione perché, ripeto, stiamo a vedere la curva dell'ultimo giro. È stata una cosa vergognosa nei confronti del brasiliano. Anche Balestra si è inchinato davanti allo strapotere del brasiliano. Un vantaggio di 1,6 su 3, attenzione, mamma mia, non so perché mi sono visto fuori. Primo giro andato in una gara che è proprio 100.000 l'Ungaroring. Prost quarto, crisi nera per Alain che sente la pressione del brasiliano. Erano 12 giri veramente ad alta tensione, anche perché il rischio rotture qui in Ungheria è elevatissimo con le temperature alte in quest'estate ungherese. Che pittore Ayrton. Che Patrese è uno non sto minimamente dominando la gara. Basta un errore, ciao. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Uno e 5, scusate se parlo poco ragazzi, ma sono iper concentrato. Non voglio neanche forzare troppo la macchina nella speranza di tenere il motore tutto intatto. E quest'anno la McLaren ha avuto comunque problemi di affidabilità importanti per una macchina così prestazionale e così forte. Non me l'aspettavo. Patrese, fastest di Patrese, signori. Ragazzi, sta gara non è minimamente finita. Prost quarto, Prost stagione un po' così, per quanto è ancora lì, però quest'anno Ayrton sembra veramente di un altro pianeta.
Scusate ragazzi, mi rendo conto che sto parlando praticamente nulla, ma sono veramente concentrato, perché se vinco questa il mondiale è possibile. Già con turni di anticipo, secondo me. Ma stiamo calmi, stiamo buoni, stiamo tranquilli, ancora fast, mamma mia come sto, vedi, cioè se non parlo il cume gira a ritmi devastanti. Siamo a metà gara, però sto rimane quarto e sono riuscito a non fare la pole, va bene. Non è l'anno delle pole questo. Devo dire come l'altro anno che ho vinto alla grande. È una gara con questa McLaren mi trovo da Dio. 3-3 stiamo dominando adesso. Se la macchina non fa i capricci. E in certe gare veramente il cume è devastante. Il pittore veneziano. Anzi, il pittore brasiliano. Mancano ancora tanti giri però. Boom! No, stavolta non è fastest. Che bello vedere Caffi quinto, me lo godo Caffi. No, 4-4, guadagno un secondo al giro adesso, eh. Mamma mia, che ritmo di Ayrton Senna da Silva. Mamma mia, come stiamo girando bene. Chiaramente Prost sta sperando in un ritiro di Senna. Se Senna vince anche questa, so cazzi per il francesino. Boom! Altro fastest. 5-8 di vantaggio. Signori, classe pura. Qui in Ungheria. Per il momento nessun ritiro. Mancano ancora tanti chilometri però. Mamma mia, che gara perfetta fino a questo momento. Oggi facciamo solo 2 gare però, 7-6, mamma mia, che ritmo del brasiliano.
Molto bene. Mamma mia, che gara. Faccio anche fatica veramente a commentare. Solamente che mi sto divertendo e sto apprezzando la guida, che non è facile commentare oggi, ragazzi. Un Ayrton mistico oggi. Mi mancano 3 laps. Attenzione però, il piccolo Alain è terzo. Il piccolo Alain cerca in tutti i modi di non perdere troppo contatto dal brasiliano. Deviazione, non capisco sto cambio, sto qui in Ungheria. Mamma mia. È una gara da manuale fino a questo momento. Mancano ormai 2 laps, 2 laps, 2 laps. E abbiamo un vantaggio. Comunque Patrese ha fatto qualcosa perché non lo vedo più nei radar Patrese. I doppiaggi, madonna. 7-7 da Berger. Prudenza Ayrton, prudenza. Mamma mia, stiamo attenti, fioi. Non voglio neanche perdere troppo tempo. Guarda che roba! Qua perderò sicuramente tempo. Quanti sono già? 6 e 9 fioi. Basta con questi doppiaggi però. Ultimo giro, final lap. Ho perso. Vabbè. Quasi 4 secondi in mezzo giro. I doppiaggi devono rompere i maroni. Sta maturando per Senna un altro successo incredibile di una stagione memorabile.
L'unica pecca sono le pole, ma sinceramente non è fondamentale. Ultime due curve. Con questa vittoria Senna sta letteralmente ipotecando il mondiale. Oh yes baby, oh yes, Ayrton Senna vince il Gran Premio dell'Ungheria, yes! Sì, ecco Berger. Ecco la classifica ragazzi, 23 punti di vantaggio di Ayrton a Fioi, il mondiale è quasi ipotecato dopo 10 gare, ma calma. Il costruttore invece già vinto, 32 giornate. Raga, un saluto nel comandone veneziano. Ciao!